A Venezia, in terra lagunare, è stata presentata questa mattina un'iniziativa molto interessante, Suggestioni d'ambiente, il nuovo progetto regionale di educazione ambientale. Sentiamo Alice Ferretti. È stato presentato dall'assessore all'ambiente Maurizio Conte e da alcuni dirigenti dell'ARPAV il nuovo progetto di educazione ambientale della rete regionale Infea. Il progetto, denominato Suggestioni d'ambiente, prevede workshop didattici e conferenze su temi ambientali e dei consumi sostenibili di energia e risorse. Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico di fama nazionale, condurrà la rassegna, che interesserà le città di Padova, Rovigo e Treviso. Anche tramite l'emozione che può arrivare da una rappresentazione teatrale legata alla musica, alle luci, alle parole, sicuramente è il messaggio che vogliamo imprimere ai nostri giovani, soprattutto quelli di una certa età, che stanno soprattutto andando incontro a quello che può essere il loro futuro. Un futuro che deve guardare con attenzione alla tutela del territorio e dell'ambiente, guardare a quello che è il risparmio energetico, quindi anche a un sistema di vita che guardi con attenzione a quella che è un aspetto fondamentale della qualità della vita, legate quindi al minore inquinamento, al consumo energetico ridotto, a quella che è anche la tutela del nostro territorio, guardando anche a quello che ad esempio è la raccolta differenziata, quindi a una gestione di rifiuti che ha visto in questi anni il crescere di una consapevolezza. E proprio per questo un messaggio verso i giovani, verso quei giovani che potranno magari vedere proprio nel futuro professionale un aspetto importante legato a quello che è la tutela ambientale. Suggestioni d'ambiente è un progetto di educazione ambientale. Sì, è un progetto di educazione ambientale che si inserisce nelle attività che l'Agenzia fa già da anni in tema di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'ambiente, del consumo di risorse, della sostenibilità ambientale. È un progetto che appunto è rivolto in principal modo agli studenti delle medie superiori, ma allargato anche al resto della popolazione, che vuole attirare l'attenzione su quanto noi appunto consumiamo in temi di risorse, in temi di territorio, per far sì che i cittadini possano assumere degli atteggiamenti più consapevoli e più rispettosi delle risorse. Dunque è un progetto di sensibilizzazione rivolto ai cittadini e soprattutto ai più giovani, quindi? Sì, sicuramente è rivolto ai cittadini, in particolar modo appunto ai più giovani, in particolare il target è quello delle scuole medie superiori, perché appunto abbiamo verificato che i ragazzi, pur essendo molto informati e molto istruiti sui temi ambientali, dell'energia, della sostenibilità, in effetti poi nel mettere in pratica queste cose sono un po' meno attenti e un po' meno sicuri, per cui è necessario ancora procedere con quest'opera di sensibilizzazione.